Giacomo era un ragazzo speciale, un ragazzo d'oro, era difficile non volergli bene e poi aveva una mente brillante. Ecco, era, veramente, era un dono e chi aveva l'opportunità di lavorare con lui, diciamo, ne cresceva non solo dal punto di vista, sì, anche delle competenze, ma anche, umano. Era un ragazzo pieno di qualità. Così la dirigente del liceo Brocchi ricorda Giacomo Bologna, il ragazzo che si è spento dopo giorni d'agonia a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale quando con la sua moto si è scontrato contro un fuoristrada in via San Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa, proprio mentre il giovane, residente con i genitori a Possagno, stava rincasando. 21 anni a giugno aveva frequentato il Brocchi a indirizzo quadriennale in scienze applicate e da qualche settimana era stato richiesto come tutor per affiancare un progetto proprio in quello che era stato il suo liceo. Studente al terzo anno di ingegneria, era sempre pronto ad aiutare il prossimo. Mancherà. Mancherà tantissimo e mancherà, sì, mancherà anche il suo sorriso, la sua capacità di mettersi subito in relazione con gli altri senza alcuna difficoltà. Ecco, quella era proprio una dote che Giacomo aveva e la gran voglia di vivere, ecco, il suo amore per la vita. Ecco. È ancora da definire la data del funerale che si terrà nella chiesa di Fietta di Paderno di Pieve del Grappa, dove lo studente frequentava il gruppo giovani. Un grande vuoto, quello che lascia nei cuori di chi lo aveva incontrato, una perdita enorme per tutto il liceo Brocchi che si stringe nel dolore della famiglia di Giacomo Bologna. Lascia tanti messaggi in realtà, non uno solo, che è appunto l'entusiasmo, la voglia di imparare sempre, e la capacità di collaborare con gli altri, di essere sempre a disposizione dell'altro, anche con molta umiltà.